Un caro saluto a tutti, buonasera, ben ritrovati a Si può dare di più, la puntata 1202. Questa sera parleremo di un'associazione ligure, l'ABEO, che vuol dire Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico. Il motivo è solidale, diciamo, perché in questo periodo ci sono le uova di Pasqua, che forse qualcuno di voi ne ha già sentito parlare o addirittura le ha già comprate per sostenere appunto questa associazione, e abbiamo questa sera proprio insomma i referenti, direi, principali, che vi vado subito a presentare. Francesco Massa, che è presidente ABEO Liguria. Ciao, buonasera Francesco. Buonasera a voi, grazie per l'ospitalità. Poi parleremo chiaramente un po' uno sguardo in tutta... Loro si trovano a Genova, perciò hanno la visione per quanto riguarda la nostra Liguria. Poi andiamo da Angelo Ricci, che è presidente FIAGOP, che è la Federazione Italiana Associazione Genitori Oncoematologia Pediatrica. Ciao Angelo, buonasera. Oh, grazie per l'invito, buonasera. Ecco, questa è la federazione che raggruppa associazioni come l'ABEO, giusto? Giusto. Dunque perciò questa anche ci saranno da raccontare qualcosa a livello di esperienze di diverse associazioni che sono in giro per l'Italia. E poi abbiamo Simona Traspedini, che è responsabile raccolta fondi ABEO Liguria. Ciao Simona. Ciao, buonasera a tutti. Intanto grazie Simona, perché insomma hai organizzato in qualche modo questa puntata di Si può dare di più. Il tema, appunto, come vi accennavo, è di sostenere questa associazione. Direi che con Francesco di sintesi ci passeremo, siamo distanti ma cerchiamo di fare insomma il salotto insieme come se fossimo molto vicini. Che cos'è questa associazione? Che cosa fa, Francesco? L'associazione è stata fondata 39 anni fa su iniziativa della professoressa Luisa Massimo, che era medico illustre del Gaslini, che è venuta a mancare qualche anno fa, in collaborazione con i genitori. L'associazione è nata per far fronte alle esigenze delle famiglie che anche da Genova, ma soprattutto da tutta Italia, per motivi legati alla malattia dei bimbi, si trasferiscono a Genova. È un evento traumatico anche per chi abita a Genova, ma per chi abita in Sicilia è 100 volte più drammatico. Pertanto l'associazione accoglie le famiglie al loro arrivo a Genova, ne esamina le esigenze, le segue durante il ricovero in oncoematologia e all'atto delle dimissioni, poiché i bambini devono essere seguiti in un periodo post-ospedaliero, li ospita in 15 mini appartamenti insieme alle loro famiglie. Durante la permanenza, che può essere di mesi, ma anche di anni, i bambini vengono seguiti sia andando in ospedale, in day hospital, o ricevendo le cure dal servizio domiciliare dell'Istituto Gaslini. L'associazione, che è composta da volontari, ospita, abbiamo 15 mini appartamenti nel complesso in affitto dalle suore in via Re di Puglia 75, a 50 metri dall'entrata del Gaslini. Abbiamo questi 15 appartamenti che sono stati recentemente ristrutturati. Il complesso si chiama Grande Casa dei Capitani Coraggiosi e si seguono quelle famiglie durante l'attività quotidiana. La mattina ci sono i volontari che organizzano la vita delle persone e le seguono, ascoltano le necessità. Ecco Francesco, quello che vediamo alle mie spalle è un po' la sede di queste case? Assolutamente. Alla tua destra abbiamo il complesso che si chiama Villa Canepa, dove ci sono 7 mini alloggi,
alle spalle un'attività di casa albergo che gestiamo per conto delle suore, e alla tua sinistra abbiamo la Casa Rossa, dove ci sono 8 mini alloggi che sono stati inaugurati nel dicembre del 2019. Davanti, gli ascoltatori potranno andare sul sito e vedere in interezza l'immagine, abbiamo un parco dove per 8 mesi all'anno, tempo permettendo, le famiglie svolgono all'aperto l'attività in ambiente assolutamente salubre, e dove i volontari sia la mattina che il pomeriggio prestano la loro attività, facendoli giocare, insegnando l'italiano alle famiglie e tante altre cose. Ecco, Francesco, perché proprio questo nome anche molto ad effetto, Capitani Coraggiosi? Perché abbiamo ricevuto a suo tempo una donazione da parte della vedova del comandante Fioravante Sbragi, che era industriale e noto aviatore di aviazione leggera a Genova, e da lì è venuto il nome. Prima avevamo un complesso presso il Sorriso Francescano in via Trento, la Casa dei Capitani Coraggiosi, poi abbiamo rilevato dalle suore una parte della struttura ed è venuto fuori questo nome. E poi comunque Capitani Coraggiosi ben si addice a tutti i nostri bambini e ragazzi che devono quotidianamente lottare contro la malattia, quindi riuniva un po' tutti e due gli aspetti. Assolutamente, ma si intuisce per quello che... Allora invece con Angelo, dicevamo presidente FIAGOP, vogliamo un pochino più, magari in maniera semplice, ma spiegare questa federazione di associazioni, ovvero che raggruppa diverse associazioni come l'Abio che fanno questo tipo di attività. Sì, la FIAGOP per l'appunto raduna tutte le associazioni, cioè gran parte delle associazioni italiane che sono un po' come Abeo. Anzi, faccio una piccola digressione per dire che sia Francesco che Simona che il sottoscritto, ciascuno di noi ha avuto personalmente l'esperienza di un figlio ammalato di un tumore, di una leucemia, quindi ciascuno di noi è passato attraverso l'esperienza della malattia ed è forse questo che ci ha poi spinto ad impegnarci in questo campo. La federazione per l'appunto raccoglie quelle associazioni che come Abeo sono sorte dovunque ci sia un centro di cura, o quasi dovunque, perché in tutta Italia, diciamo più o meno 25-40 anni fa, Abeo avete sentito quasi 40 anni, mano a mano che l'oncologia pediatrica è cresciuta, perché all'inizio c'era veramente poco per i bambini. Mano a mano che l'oncologia pediatrica è cresciuta, i genitori stessi si sono sentiti coinvolti e hanno cercato di aiutare, sostenere, far crescere l'oncologia pediatrica in tutta Italia. E questo ha aiutato tantissimo lo sviluppo dei centri di cura, diciamo, della ricerca clinica anche, che ha fatto notevoli progressi negli ultimi decenni. Questo è un ruolo importante delle associazioni. Quindi siccome ogni associazione localmente, penso ad Abeo a Genova, ma ce ne sono tante a Roma, a Firenze, a Torino, ce ne sono grandi associazioni, localmente hanno un ruolo molto importante nel sostenere il centro, anche nel sostenere, anche dal punto di vista, se vogliamo, in qualche caso anche con le relazioni con le istituzioni, i centri di cura, però ovviamente a livello nazionale hanno un peso inferiore. Allora, per cercare di portare avanti alcune istanze che riteniamo che siano importanti, secondo il principio per cui l'unione fa la forza, ecco che le associazioni si sono messe insieme per cercare di avere un peso un pochino più importante e cercare di portare avanti alcune istanze specifiche. Ecco, poi magari entreremo un pochino dentro con qualche appunto proposta magari che secondo voi è da portare avanti e da sostenere. Andando da Simona, questa sera appunto a quel ruolo, cioè questa sera faremo fare il suo ruolo, no? Responsabile di raccolta fondi, e questo è il periodo delle uova di Pasqua, delle uova solidali, vero Simona? Sì, siamo in piena campagna uova, quindi se trovate in giro banchetti o distributori delle nostre uova, non abbiate paura, che sono veramente
di Abeo e andranno sicuramente a buon fine, anche perché la campagna pasquale è una delle voci principali di donazioni che l'associazione riceve, perché Abeo vive al 90% da donazioni dei nostri sostenitori, per cui questa è la campagna fondamentale. Purtroppo quest'anno magari alcuni di voi che ci hanno contattato, ci hanno chiesto delle uova, siamo un po' in difficoltà perché non siamo ancora usciti del tutto dalla pandemia del Covid e questo ha imposto numerose limitazioni. Infatti anche tante scuole che sempre hanno aderito ben volentieri alla nostra campagna quest'anno si sono trovate un po' in difficoltà. Però devo dire, appunto, parlando con voi di Telepace, che la zona di Chiavari, dove avete sede, è sempre ben disposta a ospitarci. Abbiamo diversi amici sul territorio e diverse scuole. E mi viene anche da pensare al villaggio del ragazzo che insomma si prodigano sempre tutti per cercare di aiutarci in questa campagna. Ecco, a proposito, pensavo di farlo alla fine, ma visto che hai tirato fuori l'argomento, mi fa piacere, anche il sottoscritto appartiene alla zona pastorale di San Salvatore, per intenderci la Basilica dei Fieschi e tutta questa zona, e c'è una parrocchiana, Michela, che saluta, è stata la scintilla per mettermi in contatto con voi, con te Simona. Bene, allora come dicevi Simona, vedendo queste, tra l'altro la donazione sono 10 euro, giusto? Sì, sono diversi anni che appunto le distribuiamo 10 euro. Non ci sembrava il caso quest'anno di chiedere un po' di più, anche se ovviamente i costi sono aumentati per tutti, ma ci fa piacere che chi vuole aderire riesca a aderire senza troppe difficoltà, anche perché insomma il periodo difficile è un periodo difficile per tutti, quindi assolutamente non ci sembrava il caso. Può essere però appunto che qualcuno ci chiami che vuole le nostre uova, che invece quest'anno, proprio perché eravamo partiti in maniera cauta, avevamo paura di non riuscire poi a distribuire tutte le uova, abbiamo anche chiesto al nostro fornitore, che insomma è la fabbrica di cioccolato Buffa che ci accompagna in questa avventura, non avevamo fatto un ordine cospicuo perché e quindi può darsi che addirittura qualcuno non saremo in grado di mandare le nostre uova, però lancio questo appello che comunque se ci si volesse aiutare a prescindere dall'uovo, ovviamente saremo ben contenti. Ecco, sempre lasciando sullo sfondo questa casa di dei capitani coraggiosi, Angelo, quali sono i supporti, quali supporti ci sono per le famiglie? Per fortuna, diciamo, la legge prevede alcune agevolazioni per le famiglie che hanno un bambino con un tumore, un bambino o un ragazzo con un tumore. A cominciare dalla legge 104, di cui molti altri anche possono usufruire, che permette alcuni giorni al mese di stare vicino al proprio bambino. E oltre a questo ci sono alcuni supporti come l'invalidità civile, perché un bambino che affronta una malattia oncologica può rientrare nei casi di invalidità civile e quindi la famiglia ricevere un aiuto economico, perché non ci dobbiamo dimenticare che quando la malattia colpisce una famiglia è come se uno tsunami la travolgesse, perché si può capire facilmente, tutto si concentra sul bambino, qualsiasi altra cosa perde importanza, anche in maniera irragionevole se vogliamo, però in effetti tutti si concentrano sulla cura del bambino a rischio di perdere il lavoro. Ecco, una delle cose che a noi sta a cuore, che abbiamo anche cercato di presentare ad alcuni parlamentari, è per esempio che chi ha un lavoro autonomo non può usufruire di alcuni vantaggi come la legge 104 e quindi si rischia di trovarsi in una condizione effettivamente di disagio economico proprio per il fatto di dover concentrare la propria esistenza sul bambino. E questo è importante il ruolo delle associazioni come Abeo, è che le famiglie che sono ospitate da Abeo, che hanno tutti i supporti da Abeo e dalle altre associazioni di FIAGOP, che hanno tutti i supporti anche economici, ovviamente non pagano nulla di ciò che viene loro fornito, assistenza, accompagnamento, sostegno psicologico, ospitalità,
E questo è una grande forza di queste associazioni, e fanno tutto con le loro proprie forze. Questa è una cosa importante. Ecco Francesco, in base alla esperienza attuale, credo che quest'anno sia stato ancora più difficile per tutte una serie di problematiche appunto che si sono venute a creare. Com'è la situazione oggi in Liguria, a Genova? Tanto lasciatemi ricordare il marzo dell'anno scorso. Il marzo dell'anno scorso ci siamo trovati di fronte al dilemma: cosa facciamo? Chiudiamo, andiamo avanti? Fortunatamente siamo riusciti a stringere i denti e andare avanti. Le famiglie hanno continuato a godere dell'ospitalità e dell'assistenza. I volontari si sono ridotti, ma siamo andati avanti. Oggi come oggi cerchiamo di andare avanti lo stesso. Abbiamo dei rigidi protocolli anti-Covid che applichiamo ovviamente, e confidiamo che vogliamo essere ottimisti. Vediamo verso la fine dell'anno di poter riprendere l'attività, ecco, l'attività piena. Oggi come oggi è difficile, ma andiamo avanti. E come casi, come famiglie, avete dei numeri che sono abbastanza sempre costanti, oppure ci sono delle Assolutamente punte? sì, assolutamente sì. Abbiamo il pienone, purtroppo, da un certo punto di vista, ovviamente. Ecco, per pienone voi cosa intendete? Quante famiglie riuscite a ospitare in queste case? 15. Famiglie. E poi come alloggi. Ma poi seguiamo le famiglie che fanno capo al reparto di oncoematologia presso le altre associazioni, perché noi abbiamo un impiegato con funzione di assistente sociale che le segue, per cui abbiamo un po' uno sguardo a 360 gradi su tutte le famiglie che fanno capo a oncoematologia. Poi volevo far presente questo: qual è l'importanza delle associazioni che danno questo tipo di assistenza, perché si collabora in stretto contatto con l'ospedale. L'ospedale riesce, il reparto, dopo la cura intensiva, dopo i trattamenti di chemio, il trapiante e quant'altro, riesce a dimettere in tempi abbastanza brevi i bambini, che non possono andare ovviamente a casa, ma devono essere seguiti per mesi. Ma liberando i reparti arrivano altri, cioè è stata ampliata la possibilità di curare, perché i posti letto sono abbastanza limitati, per cui se non ci fosse questo tipo di sviluppo esterno, l'attività potrebbe essere molto minore. Ecco, questo è un fattore abbastanza importante. Ecco. Se posso intervenire. Sì, assolutamente. Indubbiamente il 2020 è stato un anno drammatico per tutte le associazioni italiane, perché potete immaginare tutte le attività, anche quelle di raccolta fondi, che sono fondamentali per le associazioni, si sono di fatto interrotte. Questo è un aspetto sicuramente molto importante. Poi l'altro aspetto è che il cancro del Covid non gliene importa niente, insomma, si presenta ugualmente. Quindi sono state riscontrate alcuni ritardi di diagnosi, per esempio, perché, come ben sappiamo, gli ospedali erano concentrati su altri aspetti, i medici concentrati su altri aspetti, perciò in alcuni casi, alcuni ragazzi soprattutto, più che i bambini, perché i bambini sono più seguiti dalle mamme, che sono forse più attente, no? a vedere i cambiamenti, ma soprattutto nei ragazzi c'è stato un ritardo diagnostico, perché molto spesso si tendeva a non andare in ospedale perché c'era la paura del Covid. E poi anche per le famiglie stesse ricoverate in ospedale, ovviamente ci sono degli strettissimi protocolli da rispettare, per cui complicazioni addirittura nelle sostituzioni papà, mamma in reparto, impossibilità di fare visite sia da parte dei volontari che da parte del nonno, per esempio, perché l'accesso all'ospedale era sempre molto limitato. Quindi davvero il 2020 per le associazioni e per le famiglie è stato un anno davvero nero, e speriamo al più presto di venirne fuori. Assolutamente sì. Ecco, Francesco, famiglie voi li ospitate da tutta Italia e non solo, o sbaglio? Assolutamente. Dalla Sicilia, poi
abbiamo famiglie albanesi, ucraine, abbiamo un siriano rifugiato politico, abbiamo avuto dei libici, insomma, purtroppo ci sono queste necessità e lascio a voi intendere quale possa essere la nostra difficoltà di colloquio con, soprattutto con un libico, con un siriano, ma abbiamo dei volontari che si prestano per facilitare i contatti. Cerchiamo di insegnare loro l'italiano, ecco, facciamo anche questo. Ecco, voi questi contatti, una famiglia che ecco, addirittura dall'estero o comunque citava la Sicilia, viene a Genova, come riescono le stesse famiglie a sapere che c'è questa associazione, questo possibile aiuto? Come venite a contatto con queste situazioni? L'istituto ha un centro, un servizio, il Gaslini ha un servizio che si occupa di segnalare alle associazioni e le famiglie. Sì, le famiglie non vengono ad accesso diretto nella esatto. nostra struttura, vengono inviate direttamente dal reparto in base alla necessità sanitaria e anche alla situazione socio-economica, ovviamente. Diciamo che strutture come Abeo, che mettono a disposizione appartamenti indipendenti con bagno e cucina, sono quelle che in questo momento servono di più, soprattutto per i bambini e ragazzi che escono dal reparto di trapianto e quindi necessitano una situazione appunto sanitaria di maggior protezione. Però purtroppo a volte ci capita che qualche famiglia ci contatti direttamente per avere informazioni, ma noi sì, in alcuni casi se abbiamo gli appartamenti liberi riusciamo a far entrare anche direttamente le famiglie, ma abbiamo proprio una convenzione con l'Istituto Gaslini per cui vengono inviate dopo una valutazione direttamente dal Dipartimento. Quindi siamo proprio vogliamo proprio considerarci come una dependance del Dipartimento, insomma, di partecipare alla famosa alleanza terapeutica di cui tanto si parla. Ecco Simona, visto che hai la parola, teniamo sempre vivo questo colore vostro delle uova solidali, perciò chi si mettesse magari un passaggio, come a volte ci succede a casa, che giriamo con telecomando velocemente i canali, ripetiamo un pochino, noi siamo qua anche per promuovere il sostegno all'Abeo. Sì, assolutamente. Oltretutto vedo nella foto la nostra casetta in Piazza dei Ferrari. Ovviamente l'anno scorso è saltata tutta la nostra campagna uova, però voglio ringraziare ancora una volta tutti i genovesi, liguri, che nonostante tutto si sono prodigati anche l'anno scorso per cercare di avere le nostre uova. E per noi è stato faticosissimo perché abbiamo cercato di fare una consegna porta a porta a cui non eravamo assolutamente preparati, però nonostante tutto abbiamo distribuito più di 6.000 uova, che per Abeo è un numero irrisorio per la sua campagna, però nella situazione dell'anno scorso veramente è stato un grandissimo risultato, quindi ancora grazie a tutti. Quest'anno per fortuna potremo avere di nuovo, ci è arrivato il permesso per la casetta rossa, che salvo la zona rossa in cui ci troveremo probabilmente nei weekend o comunque quando ci verrà comunicato, sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 e dove si potranno appunto prendere le nostre uova in cambio di un'offerta. Dal 25. Dal 25 al 3 aprile, ora sicuramente il 3 aprile è sabato, quindi non saremo in zona rossa, per cui probabilmente non ci saremo, ma finché c'è possibile, ovviamente speriamo di distribuire senza assembramenti, ma in maniera ordinata le nostre uova. Bene, intanto appunto l'abbiamo ricordato, ma lo ricorderemo ancora. Ritornerei dal presidente FIAGOP, no? Spesso, più volte almeno, si sente parlare di ricerca in senso generale, no? Noi intendiamo forse gli adulti o in questo caso
probabilmente anche i bambini. Questa domanda era questa: quando si parla di ricerca, no? Si intendono anche i bambini, oppure perché di ricerca sui bambini non si parla? È sottinteso oppure c'è tutta una parte diversa? No, allora, se dicessi che non c'è ricerca in ambito pediatrico, direi una stupidaggine. C'è moltissima ricerca clinica, cioè sono gli stessi medici che di fatto sono dei ricercatori e cercano di sviluppare protocolli di terapia sempre migliori, e cosa che hanno fatto. Però è un aspetto che sottolineo spesso. Noi diciamo che in generale l'80% dei bambini e dei ragazzi colpiti da cancro o leucemia guarisce. Per la verità, nel caso delle leucemie, le percentuali sono anche più alte. Però questo fa sì che il 20% invece non guarisca. Allora, che cosa diciamo noi? Bene, se non guariscono, una ragione c'è. E la ragione è molto semplice, diciamo così. È che non ci sono farmaci specificamente studiati per i bambini. Credo che quasi nessuno sappia che la gran parte dei farmaci che vengono utilizzati per curare i bambini sono in realtà dei farmaci dell'adulto, che vengono utilizzati, come si dice, off level, cioè al di fuori dell'autorizzazione. E diciamo, siamo riconoscenti per questo, perché questo ha permesso di ottenere dei grandi risultati, ma siamo arrivati a un punto in cui questo non basta più. Ci vogliono dei farmaci che siano più sicuri, più efficaci, con meno effetti collaterali. Quando parlo di effetti collaterali, ovviamente tutti pensiamo che quando facciamo una chemioterapia si perdono i capelli. Questo effettivamente è l'effetto collaterale più evidente, ma anche più banale, se vogliamo, no? Perché appena si interrompe la terapia i capelli ricrescono. Ma in realtà in molti casi i farmaci che vengono utilizzati sui bambini e sui ragazzi lasciano degli strascichi a lungo termine. Quindi un ragazzo che è guarito dalla malattia tumorale magari ha poi delle complicazioni dovute ai farmaci che sono stati utilizzati o alle metodiche che sono state utilizzate. Ecco, anche a livello europeo noi insistiamo perché ci siano dei farmaci studiati apposta per i bambini e non per l'adulto e poi usati per i bambini. E poi, per fare un esempio molto semplice, negli ultimi 10 anni c'è una norma europea che si chiama norma sui farmaci pediatrici. Questa norma obbligherebbe che ogni volta che si studia un farmaco per l'adulto, questo farmaco venga sperimentato anche in ambito pediatrico. Purtroppo questa norma, che in sé avrebbe una sua ragione, ha il grande difetto che ha un sacco di scappatoie. Perciò, per farla breve, negli ultimi 10 anni, grazie a questa norma, si sono sviluppati almeno 150 farmaci oncologici per l'adulto contro 2-3 farmaci oncologici per il bambino. E questo ai genitori ovviamente non sta bene. È importante che ci siano leggi che impongano una maggiore ricerca. Questo a livello istituzionale. Naturalmente c'è poi l'altro aspetto, e cioè quello che vede impegnate le associazioni stesse nella ricerca, nella raccogliere fondi da destinare alla ricerca pediatrica, cercando quindi di dare un'accelerazione, una spinta maggiore alla ricerca sui farmaci. Diciamo, alla base di tutto questo che cosa c'è? È che i numeri dell'oncologia pediatrica sono relativamente modesti paragonati a quelli dell'oncologia dell'adulto. Quindi le aziende farmaceutiche, purtroppo, va detto, hanno più interesse a studiare dei farmaci per l'adulto che non per il bambino. E se non lo fanno loro, bisogna che qualcun altro lo faccia. Ecco perché anche le associazioni italiane si vogliono impegnare per sostenere maggiormente la ricerca in questo campo, per dare più farmaci possibili, per poter ridurre questo 20% di bambini e di ragazzi che non superano la malattia, e per far sì che quelli che guariscono, e speriamo tutti, diciamo, non manifestino effetti collaterali a lungo termine. Questo sicuramente è un nostro impegno per il presente e per il futuro. Ecco, allora, Presidente, mi sembra di capire che il nostro Si può dare di più questa sera va soprattutto in quella direzione, no? Più ricerca specifica per i bambini, in età pediatrica. Assolutamente. Se mi permetti, abbiamo in programma a settembre, a fine settembre,
di organizzare una corsa solidale. Con la corsa contiamo di raccogliere fondi da destinare a un progetto di ricerca europeo, perché per fortuna non siamo solo noi italiani a occuparci di questo, ma ci sono altre realtà all'estero con le quali ci consorziamo, perché anche qui se l'unione fa la forza a livello italiano, a maggior ragione la fa a un livello ancora più alto, a livello europeo. E quindi insieme a queste associazioni abbiamo un progetto in corso che si chiama Fight Kids Cancer, cioè lottare contro il cancro dei bambini, che ha l'obiettivo di finanziare la ricerca soprattutto nell'ambito di nuovi farmaci come quelli di cui parlavo poc'anzi. Ma ne parleremo più avanti, se ci darete più avanti nel tempo, intendo dire, se ci darete lo spazio, promuoveremo anche nella Riviera di Levante questa iniziativa. Assolutamente sì, per quanto riguarda l'ospitalità, soprattutto a Telepace, perciò avremo modo di risentirci. Simona, ci sono 2 foto, credo di volontari, visto che sono state mandate, mi fa piacere che ne parli un secondo. Sì, qui appunto le nostre colonne portanti, c'è alla tua destra la nostra vicepresidente e alla tua sinistra la responsabile della gestione delle case, e proprio per Natale che stavano organizzando la distribuzione dei pacchi per le famiglie, appunto, perché E comunque poi vediamo ancora, c'è questa foto in bianco e nero. questa invece è una foto di una nostra famiglia, c'è Chiara con i suoi genitori. Chiara è una ragazza di 25 anni, ma affetta da un tumore pediatrico, per cui è stata curata all'Istituto Gaslini, ha avuto un trapianto di midollo osseo e è arrivata il 14 marzo appunto dell'anno scorso. Eravamo tutti terrorizzati perché era appena uscita dal trapianto e doveva venire in casa nostra. Avevamo appena, insomma, chiuso il bed and breakfast, eravamo in una situazione di tensione per il Covid, che non si sapeva come si sarebbe comportato, e sono arrivati loro. Poi Chiara ha passato con noi fino a ottobre ed è tornata felicemente a casa sua a Siracusa, dove ha potuto riprendere in mano la sua vita. E appunto questa Chiara con la sua famiglia è una delle tante famiglie che abbiamo avuto il piacere di ospitare, perché poi durante il periodo del Covid veramente le famiglie si sono trovate ancora più vicine a dover convivere in una situazione di isolamento che un po' per le nostre famiglie non è una novità, perché comunque i bambini e i ragazzi che devono affrontare le terapie per un tumore o una leucemia sono già abituate a portare la mascherina, a tenere la distanza, a fare attenzione. Quindi il comportamento che ci richiedono a noi per il Covid è un comportamento quotidiano che devono mantenere i nostri bambini e i nostri ragazzi. Per cui a loro non faceva tanta più paura di quanto facesse ovviamente la malattia. Però invece per noi volontari c'era veramente tantissimo stress, perché avevamo paura di essere noi portatori ovviamente del virus. Quindi abbiamo sempre cercato di garantire i servizi essenziali, ma nel pieno rispetto delle norme igieniche, come ancora tutt'oggi ovviamente, purtroppo. Allora salutiamo in questo caso Chiara Esatto. di Siracusa, e chissà, dietro vogliamo ricordare chissà quante storie come Chiara avete avuto negli anni, e vogliamo un po' così ricordarle in senso, insomma, Assolutamente. di vostro risultato, e credo che a sostegno. Tra l'altro ritornerei un pochino con Francesco, ci avviamo alla fine, lasciamo sempre le uova poi come sottofondo. Francesco, come vi siete coinvolti? Come sei stato coinvolto in questa associazione? Perché volontario in questa associazione di questo genere? Perché come genitore ho avuto
un figlio malato di linfoma e li ho conosciuti. Li ho conosciuti perché all'epoca, parlo di 10 anni, 12 anni fa, giravano per il reparto, portavano i CD, venivano a vedere quali erano le necessità, eccetera. Li ho conosciuti e mi è sembrato doveroso ringraziarli e iniziare a dare una mano. Simone, andrei ancora con te. Tra l'altro vi invito, no, ad andare sui vostri siti Abeo e anche FIAGOP che insomma sono, direi, ben fatti, spiegano molto bene, perciò se un pochino vi abbiamo incuriosito anche per sostenere questo tipo di associazioni, potete andare a visitare, no? E leggendo ho letto tra i tanti che ho visto che insomma negli anni anche progetto Cresco Anch'io, mi sembrava così, quel Cresco Anch'io che mi ha colpito. Che cosa c'è dietro a queste due parole? L'idea di dare comunque al bambino, al ragazzo malato, la possibilità di continuare la propria vita, perché appunto non si deve limitare l'idea del bambino malato alla malattia. Il bambino malato non è la sua malattia, il ragazzo malato non è la sua malattia, bisogna continuare a dare proprio il continuo della vita e della normalità, perché poi per fortuna, come diceva Angelo, l'80% dei bambini e dei ragazzi che si ammalano oggi guarisce, quindi quella della malattia deve essere semplicemente una parentesi. Per cui con questo progetto che è stato finanziato dal Ministero, vogliamo proprio dare la possibilità ai ragazzi di sviluppare durante il periodo delle cure quelle che sono le loro attitudini, i loro desideri, i loro hobby, continuare a mantenere i rapporti con la scuola d'origine, con i propri amici, per continuare insieme il percorso, pur lontani da casa, pur in un momento difficile, e nello stesso tempo anche per garantire una sufficiente emancipazione da parte dei genitori, perché ovviamente in questo periodo così delicato i bambini passano e i ragazzi 24 ore su 24 a strettissimo contatto con i genitori, sia per esigenze dovute alla malattia, per la necessità di essere fuori casa, per l'ospedalizzazione. E quindi abbiamo pensato anche proprio di ritagliare un piccolo spazio per i genitori e per i fratelli, perché purtroppo, appunto, come abbiamo detto, tutta la famiglia viene coinvolta. Per cui con questo progetto vogliamo proprio cercare di ritagliare per ognuno dei soggetti coinvolti in questo percorso verso la guarigione, si spera, un momento di crescita per sé. Quindi cresco sia nel senso di crescita e esco anche un attimo dal momento cura. Allora, Francesco, tanto iniziamo con i saluti. Sì. Io, se mi permetti, vorrei fare un appello a chi è interessato all'attività di volontariato. Chi ritiene di poterci dare una mano ci può scrivere, noi facciamo un colloquio e poi destiniamo i volontari alle varie attività che meglio loro ritengono di poter fare. Abbiamo gente che cura il giardino, abbiamo gli autisti, abbiamo quando era possibile, quando sarà possibile, volontari che girano nei reparti. Insomma, ci sono tante attività e ognuno può trovare quello che è più confacente per la sua persona. Ecco. Per cui ci scrivono, sul sito c'è il nostro indirizzo e ben volentieri li accogliamo, li intervistiamo e vediamo cosa si può fare insieme. Bene, allora ti volevo chiedere, il tuo si può dare di più, ma potrebbe essere in quella direzione di stimolare qualche persona che ha un pochino di tempo libero a prendere contatto con voi per insomma cercare di dare una mano. Esatto. E a me sono rimaste le tre parole che ho letto anche questo: accoglienza, ospitalità e sostegno. Possiamo tradurre in sintesi così l'impegno dell'Abeo?
Assolutamente sì. Accoglienza, sostegno e ospitalità. E Simone, il tuo si può dare di più? Se senti dire si può dare di più, cosa ti viene in mente nell'ambito associativo? Ognuno di noi può dare un sorriso in più per questi bambini e per queste famiglie. E anche per noi, ecco, perché a nostra volta riceviamo in cambio tanti sorrisi e tanto calore. Quindi è un dare reciproco. Allora, Presidente, ci salutiamo. Il Presidente Angelo Ricci, Presidente FIAGOP, appunto la federazione italiana che raggruppa diverse associazioni come l'Abio. L'appuntamento è per la gara di solidarietà a settembre. Sì. Una cosa che mi sono dimenticato di dire, se mi permetti la dico. La FIAGOP è l'organizzazione che a livello nazionale sostiene la giornata mondiale contro il cancro infantile, una giornata che si tiene in tutto il mondo e cade il 15 febbraio. E ogni anno FIAGOP si impegna perché questa giornata cerchi di avere un pochino più di risonanza, ci sia più attenzione sull'oncologia pediatrica. Quest'anno è stato molto bello, ci siamo peraltro concentrati su qualcosa che ha un po' a che fare col progetto di cui parlava Simona. Abbiamo parlato di riabilitazione. Il titolo, abbiamo fatto un convegno il cui titolo era Riabilitazione No Limits, perché i bambini, i ragazzi, le ragazze che si ammalano di una malattia di questo genere hanno poi bisogno di una riabilitazione che li porti dalla malattia a una vita piena e magari anche una vita sportiva. E nel nostro convegno hanno dato la loro testimonianza alcuni sportivi, campioni paralimpici per esempio, o anche campioni a tutti gli effetti. C'era uno schermidore campione olimpico, che hanno avuto un passato di malattia oncologica e hanno dato la dimostrazione che la malattia si può vincere e si può diventare anche dei campioni, non soltanto nella vita, ma nello sport, in tutto. Ecco, credo che anche questo sia una cosa importante da dire, che in effetti dalla malattia si può guarire, si può ritornare ad avere una vita piena, come quella dei propri pari. L'importante è che tutto quello che c'è da fare si faccia, la ricerca, il sostegno, l'accoglienza, tutto questo mondo che sostiene i bambini e i ragazzi e le loro famiglie con la malattia oncologica. Ecco, se avete occasione, date una mano a sostenere queste attività in generale. Simona, l'ultimo appello per le uova solidali di Pasqua. Saremo in Piazza dei Ferrari dal 25 marzo al forse 3 aprile. Lì ci saremo tutti i giorni dalle 10 alle 19, se no potete contattarci, gli indirizzi li trovate sul nostro sito per la campagna uova e comunque per aiutarci non è necessario acquistare, comprare l'uovo, donare per il nostro uovo, quindi aiutateci comunque perché non abbiamo bisogno solo a Pasqua, ma abbiamo sempre bisogno perché ogni giorno cerchiamo di essere a fianco dei nostri bambini e ragazzi. Bene, poi c'è sempre il solito passaparola, no? Che è anche dalle nostre parti nel Levante, che funziona sempre molto attivo. Bene, Certo. grazie a Simona Traspedini, che è responsabile raccolta fonte Abio, e salutiamo il Francesco Massa, che è presidente invece. Grazie. Bene, allora è tutto per questa puntata di Si può dare di più. Noi ci vediamo come al solito martedì prossimo, intorno sempre alle 21:10, 21:15, in replica alle 23:30, poi ricordatevi al mercoledì alle 20:50 sul canale 85. È tutto e una buona serata dalla redazione di Si può dare di più. Arrivederci.